ringrazio per questa opportunità di essere qui e devo dire che trovo anche molto interessante questo tipo di eventi perché ci si mette molto in gioco e trovo molta partecipazione perché fanno molte domande e hanno molta curiosità in base agli interventi che i vari professionisti stanno dando. I primi due interventi che abbiamo avuto sono legati ai dati, i numeri e la parte burocratica amministrativa di che cos'è il lavoro. Spunti interessanti su imprenditoria e comprensibilità di quello che è il lavoro di una donna rispetto al lavoro di un uomo. Non ci sono differenze, anzi ci possono essere delle opportunità tra l'altro a livello normativo. I prossimi interventi, quelli che abbiamo visto invece prima di questa parte, sono dedicati alla come noi ci sentiamo e che cosa poter fare a livello lavorativo su noi stessi, come potersi fermare per riflettere bene e scegliere in maniera opportuna il proprio percorso lavorativo. E tante volte abbiamo noi delle convinzioni limitanti all'interno della nostra mente che ci limitano a trovare delle strategie differenti. Il pensiero creativo, il pensiero laterale ci permette di poter essere più aperti, più open mind e riuscire a trovare delle convinzioni potenzianti abbattendo quelle che invece possono essere le nostre convinzioni limitanti. Quindi benvenute e spero insomma che ce ne siano sempre di più di eventi di questo tipo. Ho deciso di partecipare a questo corso proprio per vedere quale poteva essere il mio indirizzo a livello proprio di donna nel mondo di oggi, diciamo così, per poter eventualmente diversificare o cercare la nuova linea guida, diciamo così. Devo dire che ho trovato molto interessante questo corso, i formatori e relatori sono tra l'altro molto preparati. Il fatto delle convinzioni che noi abbiamo che ci limitano, condizione limitante, è stata una delle cose che effettivamente più forse mi ha fatto pensare che molto spesso ci diamo noi dei limiti più che non quello che troviamo al di fuori e molto spesso il porci in maniera diversa potrebbe darci un input in più e anche una possibilità in più rispetto a quella che effettivamente ci diamo, perché ti portano a guardarti dentro e ad analizzare quello che sei e quello che potresti essere e che vorresti essere. Buongiorno, sono Blanca Stella Rodriguez. Ero interessata principalmente per il titolo di questo evento perché da anni mi dedico all'empowerment delle donne, lo faccio attraverso il cinema perché organizzo degli eventi dedicati in questo settore. E volevo venire a questo evento perché mi interessava il fatto di apprendere nuovi spunti, magari che mi mancano in questo periodo che siamo stati fermi, almeno per quanto riguarda il mio settore che è il culturale, e quindi volevo imparare nuove cose, stare anche insieme a nuove persone, a nuove donne e conoscere sempre questo ambiente al femminile e quindi questo mi interessava di più. Degli espositori mi è piaciuto molto il lato del curriculum perché molte volte ci si chiede come scriverlo, come presentarsi perché sì è un biglietto da visita però magari mancano dei nuovi spunti nonostante si sappia come scrivere, no? E poi per quanto riguarda il lato anche psicologico credo che sia molto importante anche questo lato perché siamo stati così fermi in questo periodo, è stato abbastanza, ci siamo allontanati di queste relazioni tra umani insomma perché tutto sempre si vede solo sullo schermo. Io per esempio un po' mi sono abituata un po' con questo smart working e quindi per questo anche volevo venire a stare qui assieme a voi.